Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Grave incidente a Palermo intorno alle 10:30 di questa mattina lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento i conducenti di una moto e un'auto entrate in collisione all'altezza dello svincolo di Brancaccio. Ad avere la peggio è stato il Centauro trasportato in ambulanza dall'ospedale civico di Palermo. Sul posto per i rilievi la polizia stradale e l'ANAS. A bordo di un ciclomotore senza patente, assicurazione e senza casco, protagonista una ragazzina di 17 anni. La giovane ha provocato anche un incidente lungo la strada provinciale che collega Montelepre a Partinico nel Palermitano. La conducente viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un altro soggetto mentre percorreva via Passo Carrozza. Per cause ancora in fase di accertamento è entrata in collisione con un altro mezzo a due ruote, provocando il ferimento di due ragazzi. Multa salatissima per i genitori della giovane che dovranno pagare sanzioni per un ammontare di 7.000 euro. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato un 44enne e un 39enne ritenuti responsabili di un furto in abitazione risalente al gennaio del 2021. Il provvedimento scaturisce da un'indagine grazie alla quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati in ordine al furto di alcuni attrezzi agricoli e di oggetti vari che sarebbero stati sottratti da un'abitazione di campagna. Oltre al furto, avvenuto dopo che i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso, i due avrebbero anche banchettato all'interno dell'appartamento. E ancora un arresto dei carabinieri, questa volta ci spostiamo a Catania ed esattamente nel quartiere Picanello, dove nella notte è finito in manette un 47enne pregiudicato catanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. Lo stesso è stato anche denunciato a piede libero per ricettazione insieme a un 45enne, anch'egli pregiudicato, perché fermati a bordo di un'auto rubata. I militari hanno notato movimenti sospetti all'interno di un garage. A seguito di perquisizione sono stati scoperti 3,5 kg di marijuana nascosti in un frigo in disuso e 5.000 euro dentro un borsello. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.